Buonasera, io non ho la religione del quarto d'ora accademico, anche se ho esercitato questo mestiere. D'accordo, possiamo anche cominciare. Benvenuti anzitutto. Porto le scuse del presidente dell'istituto Gherardo Ortalli, che voleva e doveva essere presente, ma è stato trattenuto da un impegno fuori Venezia. Questa è l'inaugurazione di una nuova iniziativa dell'Istituto Veneto che chiameremo mercoledì dell'Istituto, nel senso che di mercoledì, non ogni settimana, ma di mercoledì terremo, non dirò degli eventi speciali, che un po' l'ho già sentito dire, è vero, ma insomma degli incontri che siano di interesse, speriamo, per un pubblico colto, ma non necessariamente specialista. L'occasione ci è stata fornita da un invito di Marisa Zanzotto, qui presente, che ci ha proposto di ricordare Zanzotto prendendo spunto, pretesto in un certo modo, da un libro di contributi sul poeta che è fresco di stampa e che è intitolato Andrea Zanzotto, La natura, l'idioma, atti di un convegno tenutosi a Pieve di Soligo nel 2014 e adesso dato alle stampe. Zanzotto, inutile dirlo, è un grande nome. Abbiamo pensato però di non tenere una commemorazione a parole nostre, ma di fare ascoltare la sua voce. Si sa che la poesia di Zanzotto è, tra l'altro, una poesia tutt'altro che facile in molti casi, e quindi leggere e commentare, o commentare prima, introdurre prima e poi leggere qualche testo, ci è sembrato il modo, spero, più efficace per questo primo incontro di questi nostri mercoledì. Dunque, ho il piacere di presentare persona ben nota, Patrizia Valduga, e nota anche lei, Silvana Tamiozzo Goldman. Non rubo molto tempo, ricordo solo che Patrizia Valduga è scrittrice e anche saggista, con una forte personalità, una eccellente e rara conoscenza della lingua italiana e anche di qualche altra lingua, traduttrice, oltre che poetessa in proprio, e autrice di molte pubblicazioni, delle quali io ricorderò solo le ultime due. La più fresca in ordine di tempo è un volume pubblicato in una collana diretta da Massimo Cacciari che si intitola Per sguardi e per parole, un piccolo libro dove lei svolge una riflessione tra arte della parola e arte della pittura e delle arti. Poi ricordo ancora il penultimo lavoro non va bene, l'ultimo libro creativo che ha pubblicato di recente con Einaudi, e che è una scelta
di poesie del Porta, quindi nel difficile dialetto milanese, di cui lei ha curato ristampa di una parte dell'opera di Porta, accompagnata da una traduzione. Lei la chiama così, io non sono tanto d'accordo, ma devo parlare male di te per presentarti, no? Non sono tanto d'accordo, gliel'ho anche scritto, ma lei è ostinata e giustamente ha tenuto la parola traduzione, traduzione in versi italiani, molto bella. Su questa traduzione, volete, perché io non voglio compromettere, ma capisco le ragioni della scelta, credo di capire, il mio dissenso riguarda il fatto che in questo modo si aumenta la distanza tra l'italiano e il dialetto, in questo caso il dialetto milanese, che è un dialetto difficile. La traduzione si capisce che, perché lei ha usato questo termine, perché oggi i dialetti avrebbero bisogno di avvicinarsi alla lingua come è nella nostra storia, ma non questo argomento, se no veramente divento un professore di quelli del peggiore degli stereotipi, cosa da cui vorrei cercare di tenermi un minimo lontano. E dunque, dicevo, questa traduzione di Porta è stata recensita da Silvana Tamiozzo su una rivista di letteratura militante, e dove si apprende, io lo sapevo già, ma insomma, dove si legge che Patrizia Valduga è veneta di nascita e milanese di adozione, mentre Silvana Tamiozzo è il contrario, cioè è milanese di nascita, e quindi insomma è una coppia quasi mafiosa secondo me, ma insomma pazienza, la mafia ci invade in tutti i modi, abbiamo anche quella degli extracomunitari della Nigeria, si apprende dalle buone notizie che abbiamo quotidianamente, e quindi penso che ci siano mafie peggiori di queste due signore, molto brave e molto serie e anche un po' scanzonate, che non guasta. E dunque penso di limitare a queste poche parole la mia introduzione per dare posto all'ascolto della voce di questo grande poeta. E quindi passo subito, voi vi alternerete, credo. Non conosco i vostri loschi accordi in base al principio mafioso, neanche voi, benissimo, questo migliora le cose, e quindi improvvisiamo cercando di non abusare della pazienza degli ascoltatori. Beh, cominciamo male. Mi pare bene. Ma tanto mi sentono. Questo l'ho sfasciato io. Ecco, allora. Mi pare che il clima, intanto grazie a voi che siete venuti, grazie al professor Bruni con cui ho una lunga frequentazione di lavoro. Riprendo solo un secondo questa bellissima fotografia di questo bellissimo libro che raccoglie gli atti di un convegno a mio avviso memorabile. E devo dire fondamentale a mio avviso, perché la poesia di Andrea Zanzotto non è una poesia immediatamente comprensibile o facile, insomma vi troverete molte piste che è leggibilissima naturalmente, però ritroverete qua molte piste anche di alcuni grandi critici che vi aiuteranno a entrare nei suoi sentieri. Grazie infinite anche all'amica Patrizia che nonostante le sue bronchiti è qua con noi, ci fa un regalo enorme, e che ha scelto lei il percorso di lettura che adesso farà. A me il compito, devo dire, di servizio per accompagnare la sua lettura, e vi dico anche che è proprio dalla lettura, dall'ascolto che noi avremo delle poesie che farà lei, che avremo
forse la spiegazione più, insomma, la spiegazione migliore. Quindi le mie saranno notazioni di accompagnamento e introduttive, ma diciamo la protagonista adesso mi picchia è lei. La scelta che ha fatto della lettura e delle raccolte è una scelta sua, che parte da vocativo e proseguirà con la beltà, con Galateo in bosco, Fosfeni, Meteo e Conglomerati, che è l'ultimo libro di Andrea Zanzotto. Parte da vocativo con questa poesia Amo e sono infelice, che appartiene quindi al terzo libro di Andrea Zanzotto del 57, dopo Dietro il paesaggio, dopo Elegie e altri versi, rispettivamente del 51 e del 54. Per essere pedanti posso aggiungere, cosa che a lei non piace ma lo faccio lo stesso, posso aggiungere che questa poesia che lei leggerà appartiene alla seconda edizione di vocativo, accresciuta di alcuni testi, tra cui questo. Zanzotto in un verso scrisse: io parlo in questa lingua che passerà. Lo scriveva in un'altra poesia di vocativo che si intitola Caso vocativo, a dire che il proprio percorso dietro il paesaggio in realtà era un percorso dentro il linguaggio, e qua ci siamo. È una poesia, a mio avviso, struggente, drammatica, distinta in 3 strofe, il cui primo verso amo e sono infelice, prima interrogativo, e poi ribattuto nelle 2 strofe successive in forma variata, e cioè assertivo nella seconda e nell'ultima negativo, ma non amo e non sono infelice. La musica di questa poesia è tutta nella tramatura delicata e insieme vibrante di tutte le figure fonico-timbriche che adesso sentiremo presente. Mi permetto solo, perché proprio ero andata a cercarmelo anch'io che non mi ricordavo cosa fosse, il behemoth, pare che si dica così, sì, è così, è che insomma compare in questa poesia, è l'animale biblico. Poi l'ho riscoperto, l'animale biblico descritto dal Signore a Giobbe, simbolo di una potenza invincibile, che qua rimanda all'idea della guerra che viene attratta dalla grandinata con cui si apre la prima strofa, da cui questa grandinata estiva. Comincia qua il cammino, scelto da Patrizia Valduga, questa sua antologia che ci presenta verso proprio, comincia da qui, verso le altezze poi che saranno altezze vertiginose davvero di Andrea Zanzotto. Ci farà sentire la sua perizia formale, che rende, lo disse una volta, l'hai detto tu una volta, purtroppo non ce l'ho fatta a ribeccare il sito, ma c'è su YouTube in una bellissima intervista in cui parlavi tu con Andrea Zanzotto, non mi ricordo dove era, però dove parlavi proprio della sua perizia. A Follina. Dove? A Follina. Follina, giusto, lo trovate su YouTube, guardatevela perché capirete un sacco di cose, e Patrizia è andata nel cuore della poesia di Zanzotto dicendo una cosa fondamentale a mio avviso, e cioè che la perizia formale di questo poeta rende sopportabile lo strazio e il dolore. Una perizia formale, aggiungeva Patrizia, e c'era Andrea Zanzotto che assentiva molto convinto di questo, è una perizia formale che diventa valore anche politico e civile. Vorrei dire, in questi tempi forse è interessante da meditare questo aspetto qua. Ecco, se posso dire una parola anch'io prima, vorrei scusarmi se le mie prestazioni non saranno all'altezza solita, perché sono ancora convalescente da una bronchite. Spero di riuscire a portare stanotte a casa la pelle, e quindi se mi viene uno scaracchio, colpo di tosse, perdonatemi, però volevo essere qui. La scelta è quella che avevo fatto proprio per l'incontro di Follina, in cui Marisa mi aveva chiesto di leggere alcune poesie di Andrea, e io gli ho detto: ma ti piace questa scelta? E lui ha detto: va bene, ma era così buono, cosa poteva dirmi? No, non va bene. Mi ha detto va bene, e è la scelta che ho mantenuto, perché mi piace leggerlo e ho sempre accettato di andare a leggerlo. L'ho letto a Pordenone, a Varese,
l'ho letto a Pieve, insomma, dovunque posso io leggo Andrea. Amo e sono infelice oggi o ieri, in queste pause anfrattose dell'estate che la grandine investe e mi rizzo sui gomiti, nel giaciglio ed ancora non so che orrori sopra i miei capelli ruggano, in queste albe sorde di cannoni, di luminarie fradice, di vetri infranti a mille a mille. Amo e sono infelice, questo dice il corpo che con voi dispera, ombre da me evocate, antiperistalsi che automi e behemoth trai dalla terra, dalla tetra mente. Ma non amo e non sono infelice. Forse verso un'altra vita ruota il sole, il sangue assassinato sulle soglie fa strada ad altre rose, in azzurro s'aggela la tosse, l'orgasmo, l'ormai recondito celestiale furore. Le prossime due poesie sono tratte dalla raccolta La Beltà, dal libro La Beltà, e sono La perfezione della neve e Più e meno che oniricamente. In un'intervista Zanzotto aveva detto: la poesia è prima di tutto un incoercibile desiderio di lodare la realtà, di lodare il mondo in quanto esiste. Quello della poesia è un mondo di sbagli, di allucinazioni, di torpori, di rigiri a vuoto. Bene, La Beltà è forse il più sperimentale e secondo, insomma, io poi cambio sempre le graduatorie per man mano che faccio Zanzotto nei corsi, no? Allora c'è la volta che dico La Beltà è il più bello, no, il più bello è questo, no, il più bello. Adesso sto facendo Filò, bellissimo, veramente. L'ho riscoperto, devo dire. Comunque, è forse il suo libro più alto, non so tu cosa ne pensi, però è uno dei suoi libri, sicuramente di quelli più belli, è il più sperimentale. E La perfezione della neve lega il tema della neve, tema che compare spessissimo nella poesia molto spesso nella poesia di Andrea Zanzotto, e del bianco anche, e lo riporta a una realtà che sembra una realtà fatta di vuoto, di immobilità, e raggiunge, come ha detto uno dei suoi lettori più attenti, cioè Stefano Del Bianco, una sorta qui di apoteosi. È il vedere che punta al suo vertice e al suo posto c'è invece il cadere dei fiocchi. Però questa immobilità apparente viene contraddetta appunto sul piano formale da tutto lo sfarfallio di tutti i suoni linguistici, del gioco alliterativo, e sotteso c'è poi anche questo senso questi vari richiami che Zanzotto ha del mandato celeste del poeta, e qua si richiama Hölderlin naturalmente. È bellissimo l'attacco, è splendido, con tutto questo ribadirsi quante perfezioni, quante totalità, la cui però tutta questa soggezione di questo ribadirsi di queste ripetizioni, poi però va a infrangersi nella battuta pronto a chi parlo riallacciare, a sua volta completata dall'ultimo verso che è tutto, potete andare. Magistralmente commentata da Raboni questa poesia, insieme a tante altre cose di Andrea Zanzotto, che ribadiva di questo è tutto, potete andare. Raboni diceva sì, è un'allusione ironica a lite missa est. Tutta la poesia quindi sembra seguire uno sguardo che si innalza prima verso la luce, ma la poesia poi anche qua si infrange su una tavola pubblicità, su un cartello pubblicitario.
la sentirete, a tutta questa sequenza di verbi al condizionale, procederei, ricercherei, saprei, direi, ma insomma non voglio farla lunga, che giocano su questa incertezza di un raggiungimento impossibile. La vera poesia sulla neve, cioè, sembra per l'appunto infrangersi nel finale in questo cartello. Due notazioni: il grido Evoè che sentirete nel testo era poi il grido, lo sappiamo tutti, delle baccanti in onore di Dioniso. Qui è abbassato addirittura però a canto popolare. Abbiamo un'inversione poi anche di senso interessante verso la fine, della stella che brucia nel suo riccio e della castagna tratta dal ghiaccio, cioè una sorta di chiasmo, e lo sfrangiarsi poi progressivo della lingua nel balbettio, eccetera. Questa è la prima, va bene? Dai. Sì, ma credo sia un'altra. Quella che ho scelto io non c'è nessuno Evoè. Non importa, dai. E qual era allora? Vabbè, comunque. Questa ho scelto. Io era sì, ancora la neve, sono finita di là. Vabbè, più o meno che oniricamente. Sì, viene dopo, ma io non c'ho neanche il cartello pubblicitario. Dov'è? Non è. Vabbè, insomma, andatevi a leggere. Quella era quella. Non importa, senti, basta. Sono stufa. La perfezione Vabbè, fammi dire due robe sulla. Era sì ancora la neve. Vabbè, quello che ho detto va bene per quell'altra. Più o meno che oniricamente. Questa c'è, ci siamo? Sì. È la settima. Dai, fammi leggere. Dai. Mi tocca leggere seduta. Vabbè, ma si leggi seduta, sì. Ma no, per leggere bene, per una cosa di polmoni, bisogna essere in piedi. Se non che la luce scusa, non sì ci che vedo. C'è l'Evoè. Non è la perfezione della neve. Scusa. No, è vero. Sì. No, adesso no, ricominciamo da capo, scusa. Dai, scusami. Vabbè, senti, ti faccio leggere anche l'altra, non dico niente, che così saltiamo alla prossima. Però volevo dire una cosa, che questa qua dopo, più e meno che oniricamente, quella lì fa parte di una sequenza lunga che si intitola Possibili prefazi, riprese o conclusioni, in cui il poeta qua riepiloga tutto il suo passato esistenziale. E qua non dico niente su quelli dei verbi, niente, il soligo che trapunto, piccoli cieli, eccetera. Vai, dai, insomma, lasciamo perdere questa. Tanto è meglio, voglio dire, imparate più dalla sua lettura. Ma non è vero. Questa cosa di dire che io leggo bene, io leggo come l'ha scritte. Esattamente, chiunque è in grado. No, mi spiace, no. Dai, avanti. E perché mi chiedi le tue? Scusatemi, è che magari mi sta tornando la febbre. Aiuto. No, dai. Quante perfezioni, quante totalità, pungendo aggiunge. E poi astrazioni, astrificazioni, formulazione d'astri, assideramento, attraverso sidera e celos, assideramenti, assimilazioni, nel perfezionato procederei, più in là del grande abbaglio, del pieno e del vuoto, ricercherei procedimenti, risaltando, evitando, dubbiose, tenebrose, saprei, direi. Ma come ci soffolce, quanta elubertà nivale, come vale, a valle del mattino, a valle, a monte della luce plurifonte. Mi sono messo di mezzo a questo movimento, mancamento radiale. Il primo brivido del salire, del capire. Partono in disordine, sfidano. Ecco tutto. È la tua consolazione, insolazione, e la mia frutto di questo inverno, allenate, alleate, sui vertici vitrei del sempre, sui margini innevati del mai, mai non lasciai andare.
e la stella che brucia nel suo riccio, e la castagna tratta dal ghiaccio, e tutto eros, tutto libertà nel laccio, nell'abbraccio mi sta, ci sta l'invito, sta nel programma, nella faccenda. Un sorriso vero è la vita id vid, quella di cui non si può nulla, non ipotizzare, sulla soglia si fa accarezzare. E voè lungo i ghiacci e le colture dei colori e i rassicurati lavori degli ori. Pronto, a chi parlo? Riallacciare. E sono pronto in fase di immortale per uno sketch idea della neve, per un suo guizzo. Pronto, alla della perfetta. È tutto, potete andare. Brava. Bellissima, dai. Vai con la prossima. Più e meno che oniricamente, dal versante del voi vero, dell'io forse, più o meno a fondo e di striscio, riallaccio e preservo, faseggiare e atteggiare. Non sta il punto di equilibrio mai là, non apporsi, accingersi a te, bella, beltà, vivario acquario dei verdi, dei vivi, né a staccare il bozzolo d'oro dal gelso, dall'intrico dell'empireo. Non sta nel cammino esemplare di un soligo trapunto a piccoli cieli, meli, steli, a radure gallinette, coniglioli e falò. Non sta in quell'apprensione superante fumi e refoulement, favori e guizzi, né in quella scomparsa da giovane in piena, nella piena della gioventù abrasiva, sedimentosa, in disparte nello stesso essere in disparte, trottola, gira qui, ma forse sta nel rubino che talvolta insieme, molto insieme, escogitammo, tramammo, lingua rubino che insegue e fustiga tutte le luci mediocri e selvatiche di un mondicello immorbino, laser in grosso snob, oserei dirla in nobiltà, le assesta in un che tutto raggiunge e annientando vertifica. Ancora un maleggevole tentativo di falcata, ma in gran lietezza, questa poca lietezza dei poemi poemelli, come al passero in inverni tocchi dal piave nel lume belluno, la bacca delle vallate, il puntiglio di una vespa, l'affidamento di un ronzio di un dattilo, scrivere, ora, e par che scemi, il gusto per il più. Di questa che ha letto, no, le applaudiamo, è vero, è meglio alla fine. Di questa ultima è bellissimo questo passaggio dalla lingua rubino e però poi dopo anche all'abbassarsi a quello che è possibile fare oggi, cioè i poemini. La prossima raccolta Galateo, la scelta è Galateo cade su Galateo in Bosco, di cui Patrizia Valduga sceglie 4 poesie. Galateo in Bosco, libro del 78. Rivolgersi agli ossari è forse tra le più note e più belle poesie di Andrea Zanzotto, a partire da quell'incipit memorabile dei 4 versi scanditi dal verbo rivolgersi agli ossari, ai cippi col più disperato rispetto, poi alle osterie e infine alle case.
è una poesia, come ha detto Stefano Del Bianco, una poesia passeggiata turistica tra gli ossari del Montello, dove i morti commemorati dalla retorica statale sono di fatto trascurati, rimossi. Nel bosco ormai passa il turista occasionale, passa il turista ignaro, indifferente, e l'unico interesse è quello del consumo ed è assolutamente ignaro della storia. Zanzotto qua istituisce una sorta di cortocircuito, di colloquio con i morti, di comunione con i morti. Il fiume Piave non è né calmo né placido, diventa simbolo di una patria bidonista che promette casette, campicello e non li diede mai. E sono queste, d'altra parte il Montello è stato il terreno in cui tutte le sue poesie viene fuori del Galateo in Bosco, pagine tremende, tragiche della Prima Guerra Mondiale, e però è stato anche il luogo dove Monsignor della Casa compose i versi per l'appunto del suo Galateo. Quindi questi due livelli così che si fronteggiano, a volte si ridono l'uno con l'altro, ma finiscono per convivere. Sono tutti versi che si stanno allungando rispetto ai primi di vocativo, si stanno allungando, vanno a gradino, ripetono, si avvalgono anche di sottodiscorsi parentetici, quasi un borbottio interiore segnato dalle ripetizioni e da molte rime. Poi ci sono i sonetti, e se ti va bene faccio tutto così poi il Galateo lo leggi tutto insieme. Beh, i sonetti abbiamo qua un'esperta, non sto io a dirvi che cosa... Posso interromperti un secondo? Sì, anzi, così tiro il fiato anch'io. Per il Galateo è il libro che mi ha fatto nascere come poetessa. Io mi sono innamorata, conoscevo già naturalmente la poesia di Andrea, ma quando è uscito il Galateo, dicembre 78, è stata per me la rivelazione. E queste sono le date: dicembre 78 il Galateo in Bosco, gennaio 81 io ho portato i miei medicamenti a Raboni, settembre 93 esce Ogni terzo pensiero, sonetti di Raboni. Io nana tra due giganti, però è come se li avessi fatti comunicare. No, hanno un significato queste date, cioè pensarci fa venire anche un po' i brividi. Non mi ricordo più cosa. Ecco, sì, no, al centro del Galateo in Bosco ci sta una costruzione straordinaria addirittura impensabile, che trascinò poi dopo tutta una serie di poeti a misurarsi con la forma sonetto, una forma sonetto naturalmente aggiornata, naturalmente, perché cosa fa? Lui stesso dice, Zanzotto dice lo stesso, dopo la pubblicazione del Galateo il sonetto ha conosciuto una nuova fortuna. Verissimo. L'ipersonetto è la messa in atto in realtà di una norma che è il sonetto, per l'appunto una rivisitazione di un modo consolidato di fare poesia, chiaramente, e come tutte le rivisitazioni o riscritture presuppone un approccio critico del poeta stesso. Lui stesso disse e non solo e non in più di un'intervista l'idea di fare un sonetto spropositato. Sono 14 sonetti più una premessa e una conclusione, guarda caso dedicata, poi ci tornerò magari un secondo verso la fine di questa chiacchierata, è dedicato a Franco Fortini, l'ultimo, il finale. La conclusione. Quindi diciamo cosa volevo dire, seguirei in questo primo che lei ci leggerà, Che fai, che pensi, va seguita il funzionamento di questo sonetto petrarchesco,
che Zanzotto smonta, rimonta, si muove tra norma e fuori norma, secondo tutto un gioco di reversibilità che è davvero incantevole. È un giardino talmente ricco, quello del sonetto e quello della tradizione, dice Zanzotto, che è difficile uscire dall'incanto della selva, una selva di voci, ognuna delle quali richiama un'attenzione massima. Nella fattispecie questo sonetto è uno zampillio di voci, di suoni antichi, rari, davvero in un vertiginoso scorrere da alto e basso, dall'eloquio alla ciarla. L'altro sonetto che legge, il sonetto dell'amoroso e del parassita, questo è il titolo, è bellissimo perché poi appunto rientra in questa citazione che avevo fatto nel rapporto di Zanzotto con la tradizione, perché c'è una reminiscenza molto leggibile di Orlando legata alla tradizione letteraria o memoria. Qui già per lei venni in furore e matto, e poi c'è quello zompo della clausola finale, ora si mangia, che diciamo imprime un tono davvero giocoso. Noterei per l'appunto che Zanzotto dedicherà a Fortini, lo ripeto, quel Fortini che è l'ultimo della serie dell'ipersonetto, che traducendo Brecht scriveva: la poesia non muta nulla, nulla è sicuro ma scrivi. Ha un senso questa unione. Beh, l'ultima è E mi addentro ora, che ha, come vi dico solo questo, ha come intestazione una coppia di parentesi, una normale, l'altra invece che si danno il dorso, che per il poeta evocano la luna, un'immagine lunare, questa luna che incombe nel bosco, che è il bosco, ripeto, del Montello, ed è luogo dove è luogo per l'appunto di contraddizioni, anarchia e legge, eccetera. La dolcezza dei primi 3 versi è data da tutto questo ripetersi della parola oro che rifulge nell'incanto della luna, mio unico capolavoro, si capovolge poi nell'inezia, unico capolavoro, riecheggia in versi isolati, oro capolavoro, ora, infioro, eccetera, e in tutti i giochi alliterativi che lo accompagnano. Però la luna è bella, è alta, ma diventa oggetto anche lei di consumo in vetrina, oppure oggetto di indagine scientifica, il vetrino. Bravissimo. Rivolgersi agli ossari. Non occorre biglietto. Rivolgersi ai cippi con il più disperato rispetto. Rivolgersi alle osterie, dove elementi paradisiaci aspettano. Rivolgersi alle case, dove l'infinitudine del desio, vedila ad ogni chiusa finestra, sta in affitto. E la radura ha accettato più di un frondoso colloquio, ormai dove, si esibì la più varia mostra dei sangui, il più mistico circo dei sangui. Oh, quanti numeri, erancio speciale, urrà! Vorrei bucarmi di ogni chimica rovina per accogliere tutti in anteprima nello specchio medicato di infinitudini e desii, di quel circo i fermenti, gli enzimi, dentro i succhi più sublimi dell'alba, dell'azione, in piena diana, e si va per ossari. Essi attendono, gremiti di mortalità, lievi ormai, quasi gemme di primavera, gremiti di bravura e di paura, a ruota libera, e si va. Buoni ossari, tante morti fuori del qualitativo divario, onde si sale a sicurezze di cippo, fuori del gran bidone e la patria bidonista che promette casetta e campicello e non li diede mai, qui santità mendica acquista. Hanno come un fervore di fabbrica gli ossari,
vi si ricevono ordini, ordinazioni eterne, vi si smista. All'asilo, certi pazzi di guerra, ancora vivi, allevano maiali, traffici con gli ossari. Mi avete investito, ho lordato tutto, eternizzato tutto, un fiotto di sangue. Arteria aperta, il Piave, né calmo né placido, ma soltanto gaiamente sollecitato oltre i beni, i mali e simili, e tutto solletichio di argenti nei suoi intenti a dismisura. Padre e madre, in quel nume foste uniti, tra quell'incoercibile sanguinare ed il verde e l'argenteizzare altrettanto incoercibili, in quel grandore dove tutti i silenzi sono possibili, voi mi combinaste sotto quelle caterve di ossa, ben catalogate, nemmeno geroglifici, ostie rivomitate, ma come in un più alto, in un aldilà d'erbe ed enzimi erbosi assunte, in un fuoriluogo che su me si inclina e domina, un poco creandomi, facendomi assurgere a, così che suono a parlamento per le balbuzie e le più ardue rime. Quelle si addentrano e rincorrono a vicenda. Io mi avvicendo, vado per ossari e cari stinchi e teschi, mi trascino dietro dolcissimamente, senza o con flauto magico. Sempre più connessi, dolcissimamente nella brughiera, io mi avvicendo a me, tra pezzi di guerra sporgenti da terra. Si avvicenda un fiore e un cielo, dentro le primavere delle ossa in sfacelo. Si avvicenda un sì o un no, ma di poco, differenziati nel fioco, negli steli esili di questa pioggia, da circo, da gioco. Che fai? Che pensi? E da chi mai chi parla? Chi e che c'è da ugel distinguo? Con che stillidi rivi il vacuo impinguo del paese che intorno a me si intarla? A chi porgo, a quale ago per riattarla quella logica i cui fili m'estinguo? A che, per chi di nota in nota il linguo, questo che non fu canto, eloquio, ciarla? Che pensi tu, che mai non fosti, mai neppure in segno, in sogno di fantasma, sogno di segno, ma di ma, che fai? Voci d'augei, di rii, di selve intensi, moti del niente, che se a niente plasma, pensier di non pensier, pensa, che pensi? Se posso aggiungere una cosa qui, la citazione ariostesca, è come se la citazione ariostesca avesse attirato anche le assonanze di quella seconda ottava che tutti conoscete, di Rodo Orlando in un medesimo tratto, cosa non hanno detto in prosa mai né in rima, atto ima, è l'ottava. E qui è atto ini, ino a ini. Ma che fine. Mentre d'erba la man ritraggo ratto, dall'erba serpe infida, infitte e spini, mentre mi discorono dai divini
rai serali la notte prendo in atto, o memoria con meco t'incammini, lo sparso accordi e riconformi il fratto, cui già per lei venni in furore e matto, cui da lei ebbi i succhi suoi più fini. Col passo avaro, indocile, acre rompo, all'aldilà che in falde e felci sfrangia sul botro, oltre le serpi e i pruni zompo. E nell'alto aldilà, nei fondi teneri, do di tacco, do a sacco, sfregio veneri, falsifico simbiosi, ora si mangia. Non ce la faccio manco a vedere quello che leggo. Vuoi che veda cosa mi scrivi tu? Allora. E mi addentro. E mi addentro ora, mi tuffo nel tuo oro, luna, mio unico capolavoro. Bosco di te sola, luna fiorito, nera orda d'oro, bosco capolavoro. Pupilla pronta in vetrina, e sforzo pronto, ma la guardia smonta e di orizzonte cade in orizzonte, in vetrino. Fiore di cui tutto infioro, inezia che tramonta, inezia, unico capolavoro. Posso dire una cosa su quel sonetto lì? Sicuramente, ho letto anch'io il Meridiano, ma io non posso non pensare a qualcosa di erotico quando dice qui da lei ebbi i succhi suoi più fini. Mi spiace, sarà tutto quello che è la cosa bella della poesia è che è sempre polisenso. Io di questo sonetto io l'ho pensato come un sonetto eroticissimo. Ecco, l'ho detto. Lo rileggeremo, no davvero, così sui due piedi, però lo rileggerò in questo modo. Dunque, no, questo chiedeva se per caso vuoi fare. Vabbè, noi non la facciamo. Arriviamo a Fosfeni. Ecco, no, volevo dire, lei ha citato il Meridiano. Sapete tutti in sala che su Andrea Zanzotto ci sono, se non chilometri, centinaia di metri di bibliografia, cioè voglio dire bibliografia critica. È chiaro che poi dentro la quale ci sono cose anche da scegliere, cioè non sto qua, diciamo quelli che facciamo oggi è proprio alcune minime indicazioni di minimo orientamento, ripeto, di servizio. Fosfeni è la raccolta dell'83, Fosfeni e la successiva che ha scelto Idioma è invece dell'86. La poesia Dimmi che cosa ho perduto è tutta, fa parte, il suo titolo è Collassare e Pomerio, è una poesia straordinaria secondo me. Tenete presente che Fosfeni, diciamo il tema fondamentale di Fosfeni è la ricerca di un contatto impossibile con l'altro, che fa retrocedere la poesia, il poeta che la cerca sempre verso il silenzio. Ed è il tema, infatti Fosfeni proprio sono queste luci che se stringiamo gli occhi vediamo queste luminosità intermittenti, oppure lasciamo perdere anche quando si può vedere in quel modo. Questa è una poesia bellissima che inizia con dei versi struggenti, memorabili, che sentiremo. E il verbo collassare, per quello ricordavo il titolo, Collassare Pomerio, punteggia tutta la poesia in tutte le sue diverse forme, in versi che si allungano e si restringono fino addirittura a isolarsi in una sola vocale.
Pomerio, Pomerio nell'antica Roma post Murum era lo spazio sacro che circondava le mura, e lì non si poteva fare niente, non si poteva arare, non si poteva coltivare, tantomeno costruire. Quindi un luogo tabù, un luogo del mistero, misterioso. Metaforicamente, per Andrea Zanzotto, per il poeta, è il luogo della poesia che abita in una sorta di Pomerio linguistico, che finisce però continuamente a rischiare il collasso, di collassare, assediata da che cosa? Dalla lingua della comunicazione. Direi che oggi sarebbe, insomma, è già collassata definitivamente, se nella lingua della comunicazione dico. È un continuo uscire dunque e rientrare della lingua, una perdita secca, dice, che avvia il finale della poesia, ed è un allarme tragico per una lingua perduta, sempre più perduta, che rischia di non veicolare proprio alcunché e di non parlare proprio a nessuno. E questi dimmi iniziali emozionati che il poeta ripete sono rivolti proprio al linguaggio, alla lingua stessa. Io vorrei che la Patrizia la recitassi alla Camera o al Senato, che sia ammesso che capiscano qualcosa. Imparate a leggervelo da soli, che io ormai non ho più forza di viaggiare. Dimmi che cosa ho perduto, dimmi in che cosa mi sono perduto e perché così tanto, quasi tutto, ho lasciato a piede il muro. Oh, fastelli, scrigni, fardelli di rovi, e poi là gemellari luci, auricolazioni nell'infinito Pomerio. Da sempre vi inciampo in qualcosa di combattuto, vinto, ribelle, comunque muto lussazioni nei balugini del Pomerio. Dimmi quale e che modo di collassarsi. Dimmi quale lingua ho perduto e lasciato collassarsi. Dimmi in che lingua ho perduto, collassato, e perché in questa cinta amata per la sua tanta perdita mi sono aggirato senza mai perdermi, ma pur sono stato perduto da alcuno. Dimmi perché ogni nervo d'erbe verdissime su dal collassato campo di mura e pomeri percepisca quel che io non percepisco nello sfatato, nel collassato, nel similnato in cui mi sono guadagnato e riperduto. Dimmi perché questo disamore per sempre mi porta davanti all'amore creduto, perduto, e a dorso del sempre io mi allontano dall'amore creduto, perduto. Amori raccattati come filii di sputo, invasione, luogo invasato, tutto nel rivolgersi al mio iato. Dimmi, e poi non fa niente, chi nato sul Pomerio, all'impari, sotto sbilancio sfratto dall'alto stato dei cieli, forzano a 1000 danari, succhiano da 1000 prede offerte luminarie. Ho avviato là qualcosa di mio a scorrere davanti a me, a qualificare profondità, ruine, mondi, occhieggianti divine latrine. Mi sono adeguato a voi, divote e umili demarcazioni territoriali, deposte da quanto è più chimicamente animale, e mi apriste in incalcolabili avanti, afferendomi ai collassati cieli, ai loro ammanchi palpitanti.
dimmi perché adorando questa perdita secca, o riducendo a più non posso, o riducendo e basta, o non badando a remissione, mutuo, sostituto, o come accucciato, o divaricato, dal mio proprio collassato mi sono evoluto, sì che potrei con le mie parti infime del brillio dell'oscuro lo stato vero assumere, e oralità e orazione infine adergere, essere in esse chimico segno, pomo, ponfo, mai prima individuato, dentro la folata del crepuscolo, del rilasciato, dell'affrancato, del defenestrato, al di là di labbra e nari, su instabilità di pomeri, di leggenda in agenda e luminarie. Trentesimo dovevamo fare insieme, però secondo me questa era da leggere da sola, con una pausa, perché appunto per la sua bellezza, per la sua altezza. La prossima idioma dell'86, raccolta dell'86, in un 30° anniversario, da cui tra l'altro abbiamo preso, cioè in realtà, il titolo di questo incontro. C'è un verso per l'appunto che lo richiama per assolutezza di Nevi Azzurro. L'anniversario, 30° anniversario a cui allude il titolo, è un anniversario personale, privato, è quello di una crisi depressiva del poeta, avvenuta per l'appunto 30 anni prima. Ma la poesia tocca ben altro, fin dalla prima strofa, che raccoglie, tra virgolette, un discorso interiore che è segnato da stacchi che parlano di dolore, che parlano di felicità, di dolcissima, celestiale delusione. Ancora ritorna qua il tema dei morti nella strofa centrale, che oppone, e anche un'opposizione tra la limpida assolutezza di Nevi e azzurro. La parola azzurro ritorna in tutte le sue, diciamo, con tutta una serie di concatenazioni. Limpida assolutezza di Nevi azzurro, quindi questa bellezza altissima, insomma questa bellezza rarefatta, però qui fa da contrasto invece i morti di stenti, di freddo, e seguita poi anche qua il gioco alliterativo, bisognerebbe guardarlo insomma un po' sul testo, della parola azzurro che si lega alla parola morte, la parola freddo, fino poi alla fusione di azzurro, morte, azzurro, baratro, nord, e queste O di stupefazione che punteggiano la poesia. La poesia non può vincere la morte, non le dà una ragione, e il paesaggio resta un paesaggio che fino all'ultimo è un vertice di azzurro e di gelo, ma il futuro che riempie, come dice appunto, come ben sottolinea nel Meridiano la notazione di Del Bianco, che è l'unico che cita, ma ce ne sono di commenti finché ne volete. Dicevo, resta fino all'ultimo il tema del futuro, ha con sé la delusione che realizza il distacco e rovescia di fatto, diciamo, la morte, il distacco è la forma rovesciata dell'appartenenza, e i due versi finali si bloccano come se si rovesciassero su un'immagine del cartello, un cartello stradale che come una specie di che segna simbolicamente la svolta pericolosa. Svolta pericolosa, non sapevo neanche cosa faccio io di questi due pali qui, cosa sono? Ci sono tante cose in danzato che la voce non può, ci vogliono anche gli occhi, come per esempio quando scrive io più piccolo, mi è venuto da piangere dalla gioia di vedere un io piccolissimo, oppure quando mette una parola in stampatello, come faccio? Ci sarà dopo. Vabbè, faccio del mio meglio.
in una sera fredda eppure dolcissima di lieve celestiale delusione, come se ringraziassi della delusione che forse non aveva nemmeno ragione di esistere. Si può provare dunque una felicità, quasi un traboccare puro in dedizione, sentendosi come un fattore di suspense o abbandono o raccoglimento dentro la delusione. O voi, di stento e soprattutto di freddo, per malattie da freddo morti, proprio per questa limpida assolutezza di nevi e azzurro su cui è necessario puntare tutto e che tutto supera, da tutto lievitando e allontanandosi con mite noncuranza imperiale, soavissima perfidia. Oh, morti per malattie da freddo o assiderati dentro questo sommo, assiderato amore del mondo, inteso solo a se stesso, in nevi effuse, alluse, distribuite con affetto, in azzurri sospesi, ma presi sul fatto, distribuiti con passione. Oh, almeno potessi io dirvi per un unico tocco di, come quel segno d'oro neve in fondo all'obiettivo che il mondo ha dato, ha saputo, nonostante la vostra nuda, ombrata, inutile, ammiranda morte. Oh, mi basterebbe potervi dire, ecco ora perché all'orecchio vostro di azzurra morte, per malattie da gelo, da scarsa legna, da poche coperte provocate, da assideramenti in apparenza non tragici, da digiuno in apparenza non straordinario. Voi dietro queste figure di luce trasgredienti, coesi, inappellabilità, come quel fulminato azzurro baratro nord. Ma mi compongo deluso, sto negli aloni assai fatati della delusione, ma mi considero come annesso a un vano retroscena, deluso dal vostro acquietato desio, non mormorio, dal non potervi in nulla, dal sentir giusto questo non potere nulla e nessuno, e allora regalo via lo sguardo all'azzurro, al punto fermo forse o futuro, là rabbrividisco, là esaurisco. Una voce che viene da estremamente lontano ed è comunque una voce. Benzina lampo, benzina lampo. Oh, bello benzina lampo, eh? È bellissimo davvero. Bene, arriviamo verso il finale con le due raccolte. Meteo, devo dire che passano 10 anni tra idioma e meteo, tra questi due libri. Meteo, il titolo già come è stato rilevato da tantissimi, insomma non sono certo la prima a dirlo, lega la temporalità alla meteorologia, cioè il senso del tempo e l'idea del tempo e la meteorologia. Il current del titolo, poi mi ricordo che parlando con Patrizia mi aveva anche detto qualcosa che però in questo momento non mi ricordo,
perché incurrunt ricorreva, beh, casomai lo aggiungi tu, è ripreso dal verso che riprende il mala tempora currunt, intervallato poi da tanti, per esempio da esclamazioni ironiche, bah, e in versi che si riempiono di vuoti e procedono tutti sghembi, sono pieni anche qua di allitterazioni pungenti, di sostantivi inediti scambiabili per aggettivi, per esempio confusamente, o scambiabili con avverbi, confusamente, confusamente, che conducono all'immagine tremenda dai cieli franati nello stupore. E nella chiusa dei papaveri, un fiore che insieme ai topinambur è presente in tantissime in molte occorrenze nelle poesie di Zanzotto, nel loro papaveri qua, nel loro soave appena esistere, e richiamati poi nella prima parte della poesia nel paesaggio eroinizzato, perché come sappiamo l'eroina si ricava per l'appunto dai papaveri. Interessantissimo anche questo plurale del moltiplicato dell'io moltiplicato, cioè gli i, tanti frantumati che forse non potranno più cantare. L'ultima invece è dell'ultima raccolta, dell'ultimo libro di Andrea Zanzotto, si intitola Vergogna, è l'ultimo libro che prende dentro, di cui Patrizia ha scelto due poesie, Quanti nuovi e ignoti silenzi, che è già anche qua ricca di richiami alla tradizione, alla memoria, richiami leopardiani, sovrumani silenzi, e danteschi, perché la raccolta segue da vicino la struttura del grande viaggio oltremondano di Dante. In una delle ultime interviste Andrea Zanzotto, rilasciata a Gilda Policastro, diceva: che cos'è la poesia se non un insieme di echi, di voci che restano nell'aria o in noi, e noi quasi senza accorgercene le ripetiamo, ma ripetendole con la nostra voce in qualche modo le cambiamo. E aggiungeva: l'atteggiamento che si ha verso i grandi del passato, e abbiamo visto quanto anche Patrizia ci ha fatto proprio toccare con mano anche la presenza per esempio di Ariosto prima, ma quanto Petrarca, insomma è lunghissimo il discorso, ma l'atteggiamento, dice Zanzotto, che si ha verso i grandi del passato invecchiando è di devozione. Io lo trovo splendida questa dichiarazione, mentre il bisogno di allontanamento è più forte quando si è su una linea troppo vicina. Il rapporto con la tradizione è basato, per quello che mi riguarda, su un continuo avvicinamento e allontanamento. Ecco, questo rapporto di devozione a me, devo dire, commuove. Quanto all'ultima breve poesia, Vergogna, non voglio portare via tempo alla lettura, è quasi, dirò una bestialità, ma io lo leggo quasi come un interrotto sonetto monoblocco. Letto oggi suona anche, devo dire, come un monito preveggente, è già il titolo, vorrei dire. E con questo si chiude la lettura, poi dopo passiamo. Papaveri ovunque oggi, ossessivamente sudati, sudori di sangue di un assolutamente eroinizzato, slombato paesaggio, sudore spia di chissà quali rotta malattia. Mala, bah, tempora currunt, bah, o stramazzata epilessia. Ora non strati a strati accordati, infervi di iati o contatti o spartiti, ma fole di confusamente, e no, mai intercettabili da menti, currunt. Prati, sfatte fucine, di nuovissime zanzare tigri, di zecche lime, di matrie stuprie, di patrie rebus pus, sotto cieli franati nello stupore stesso, di sé rottami inani currunt. Papaveri, chi cerca che, bah,
va. Di che papaveri, esantemi teoremi, stridii, va, nessun consuntivo, papaveri, mie anime già miriadi e in mille, siti e situazioni sempre vigili, o così finemente accorti nel più soave appena esistere. Quanti nuovi e ignoti silenzi m'aspettano, quante zone di onore silenzio e purità di silenzi irrequiete, acclamabili. Ma come saranno quei nuovi silenzi? Quanti se ne sono formati e quanti caduti, spariti? Da quando non vi ho più corteggiati né attraversati, né ispirati miei silenzi già amati, come vi siete innovati, ritrovati, o per sempre defilati? Quante novità del silenzio m'aspettano, o forse più pure perché da tanto da me incontaminate, per mie distratte, avulse, convulse, a nulla tesi, incontaminati siete rimasti e silenzi? Tutto comunque a voi è audibilità. Fronti di audibile vi sottraete ai miei nulla. Luci audibili diveniste, diventereste. Luci di numeri e numeri, ormai sporti, sporgenti, sparsi, volatilizzanti, pulviscolari, donazioni del nulla, verità incontrollabili, ma quanto a me come poco lontane, vere parenti, vere partorienti, 1993, verità, luce avventata a crearmi alibi abili di grandiosi, di minimi fiori che sono silenzi. Tutto è maggiore, seppur più vano, forse. Tutto in colmo di sé si ritira in verità, in silenzi, 1993, affilatissimi in iperintellegibili prodigi di numeri alti numeri, fidi e in magnanimità forse di tutto, silenzi, silenti, magnalità o marginalità, si vanno e vanno avvantaggiando onde, scende la sera e si confonde col rumore del forno a microonde. Ecco, credevamo che Zanzotta avesse fatto di tutto con la lingua, no? Che non potesse sorprenderci più, e invece guarda, ci sorprende con niente. Scende la sera è una cosa, ma scende la sera senza trattino. Io non so che cos'è la sera, però lo posso immaginare benissimo. Ora il tempo dovrebbe vergognarsi di far quello che facciamo, di strampalarsi, stralciarsi, sfalciarsi, sfidarci, infilzarci, ma vergognarsi di essere sempre già passato mentre lo nomino. Non c'è, sì c'è. È questo qui di cui scrivere il continuo e losco cambio di marcia 3 volte in 3 opere di ricordo, ma che è già tutto
tappeto marcio di futuro. Grazie. Una cosa che non c'entra con la poesia di Zanzotto, di cui ho avuto occasione di ascoltare più di una volta una conferenza, e ho trovato, ascoltandolo, un conferenziere unico nel suo genere. Mai ho sentito un giro mentale, parlava a braccio, a bassa voce, ma si faceva sentire, e aveva un giro mentale assolutamente unico, perché tra i conferenzieri che mi è capitato di ascoltare molte volte. Questa è una parentesi. Naturalmente ringrazio gli ascoltatori e le due oratrici, ovviamente, e penso che abbiamo il tempo per fare qualche domanda. Ho visto, mi pare di capire, che più di uno tra i presenti avesse presenti, scusate il gioco di parole involontario, almeno alcuni dei testi che sono stati letti, e credo che sia Silvana Tamiozzo sia Patrizia Valduga siano disponibili ad ascoltare qualche domanda, qualche riflessione, qualche proposta, qualche critica. Io ho apprezzato molto questa cadenza della voce di Patrizia, che è molto particolare, molto personale, e ho trovato assai suggestiva la lettura, ma a me tocca di fare i complimenti, che sono peraltro sinceri. Ma cosa intendi con cadenza, scusa? Intendo il ritmo, gli accenti. Il ritmo è quello che ha scritto Zanzotto, io non ci ho messo niente. Ecco, l'ho aggiustato. Sono stata recentemente a Firenze, ho fatto una lettura. Si è avvicinata una signora che mi ha detto: ma scusi, perché lei ha sempre quel tono lamentoso, eccetera, perché ogni tanto non fa così? L'avrei strangolata. Le ho solo detto: signora, io non sono un'attrice. Ecco, io leggo da umile lettrice. Avete sentito che fatica quando c'era un O con l'H, non è l'O, congiunzione, e sono da soli. Ho fatto tutto quello che lui ha fatto. Mi dispiace solo non avere i cartelli stradali, potrei esibirli, potrei rendere anche visiva la mia lettura, però non parlare di cadenza. Beh, non volevo offendere. Per cadenza intendo l'arte di far sentire gli accenti del verso, non una cantilena. Ma io ignorante, credevo c'è la cadenza veneta, c'è la cadenza di qua. Sei l'unica malpensante, per questo ti vogliamo bene. Scherzi o cose serie a parte, se ci sono interventi, non siamo stati troppo lunghi e quindi si può parlare. O siamo intimiditi da Silvana e Patrizia? Poeta di Brescia, dimmi qualcosa per favore. È un poeta che è arrivato insieme con Elena Maiolini. Venga. C'è il microfono, sì. Posso provare a parlare da qui? Io sono molto sorpreso della lettura, perché non mi era mai capitato di sentirla leggere la prima volta, e devo dire che, a dispetto dello schermo dietro cui lei si un po' cela, però la lettura è effettivamente molto personale e devo dire che contribuisce
da un lato a esaltare le doti del testo che sono comunque innate, ma a fornire anche a chi ascolta una interpretazione molto personale. Non sono d'accordo, mi dispiace, non c'è niente di personale in questa lettura. La fatica che faccio per andare, fermarmi quando lui va a capo, fare la pausa doppia quando ci sono le cose, è una lettura pedissequa, non c'è niente di mio in questo. Mi spiace, scusi professor Bruni, mi spiace non essere d'accordo con lei, però questa è la mia opinione, ma dal brusio che sento stando qui pare che non sia l'unico, ecco. Non aggiungo altro, parola non ci appulcro, dice il padre Dante. Gio, abbiamo Gio Zanzotto qui. Gio, secondo te io ci faccio un'interpretazione mia? No, ha detto no. Oh. Lo hai comprato, corrotto. No, insomma, anche l'arte delle pause da verso a verso non è facile. Insomma, c'hai una tua interpretazione orale, le interpretazioni orali non sono tutte uguali. Vabbè, questa cosa mi è stata detta anche quando a Pieve di Soligo ho letto, e me l'ha detta un cattedratico, Giulio Ferroni, si è avvicinato e mi ha detto: mi ha molto sorpreso l'interpretazione che hai dato. Stavo per cavargli gli occhi. A me no, gli ho detto: ma che cosa dici? L'ho letto come lui li ha scritti quei versi, li ho letti come lui li ha scritti. Bene. Qualche altro? Sì, se posso. Prego. Prima si diceva, e non voglio cercare di mediare, che mi diceva che in una resa letterale, e si parlava di traduzione, le fosse arrivata la poesia più che in tentativi di interpretazione davvero personale, dove una grande voce che voleva arrivare con la propria poesia invece riusciva a spegnere qualcosa che c'era nell'originale. E allora forse non so se questo discorso vale anche per oggi qui, dove una resa non di traduzione ma di voce di un testo, cercando di stare alla lettera, fa arrivare la poesia. Ecco, avevo paura che dicesse che la mia interpretazione aveva assassinato Andrea, perché grazie, la ringrazio molto, però io credo che sia un effetto quasi scientificamente in ogni campo. Se tu immergi un bastone nell'acqua sembra storto. Quando tu passi dalla scrittura all'oralità, per ricreare devi mettere qualche cosa. Io ho la netta sensazione che non si percepisca mai un accidente della realtà ormai. Io credo di essere una persona che è sempre stata uguale a se stessa, e mi dicono che sono una che posa. Vedo delle persone che sembrano delle attrici andate a scuola di recitazione e quelle sono spontanee. Io non capisco più niente. Ora, se io mi metto lì diligente, vi giuro, a fare tutte le cose e mi dite che interpreto. Io mi arrendo all'evidenza. Arrivata a 65 anni io non capisco più niente. Complimento mio era che non prevarichi, ma intendi. Non insisto. Abbiamo litigato già abbastanza, facciamo cattiva. Rosa, prego. Scusate, volevo dire due cose sulla vostra non interpretazione, ma sulla vostra, sulla vostra veramente che mi è molto toccate, tutte e due.
e in particolare questa idea che i versi vanno letti perché sono versi. Io mi ricordo 60 anni fa un mio insegnante negli Stati Uniti che diceva: se Shakespeare finisce qui il verso, lo finisci anche tu e aspetti un momentino prima di passare a quello dopo. E se nel sonetto c'è la pausa fra quartina e quartina, tu la rispetti. E io vi ringrazio per aver riportato questo tipo di lettura, che è quella che dovremmo fare tutti, anche quando non lo facciamo a voce alta al nostro interno. E se permettete, qui io mi sono, grazie a voi, molto emozionato ricordando Andrea, col quale avevo strani discorsi, ma di cui voglio ricordare una cosa, e cioè tu hai parlato di un giro mentale, una bella immagine. Era uno dei grandi poeti, come, scusate, faccio una pausa, Dante o Shakespeare, capaci di partire veramente dal nulla, dal sottopavimento, e in un colpo alzarsi a altezze vertiginose, incomprensibili, irraggiungibili. È una cosa che solo i grandi poeti riescono a fare. Con un'aggiunta a tutto a favore di Andrea Zanzotto, che lui, come forse anche i due che ho nominato al loro tempo, ha dovuto subire la ventata, il ciclone della modernità, dei tempi e di una lingua che cambia, si accavalla su se stessa, viene trasportata da se stessa. E quello che è riuscito a fare in quest'ambito, e che è stato fatto rivivere qui ascoltando voi, mi sembra una delle riuscite più grandi della poesia nell'ultimo secolo. Un altro po'. Discutiamo. Per la Patrizia, perché non riguarda la lettura, ma è una domanda che non sono mai riuscito a fare a mio padre, perché ne abbiamo parlato parecchie volte, ma mai esplicitamente, mai veramente chiesto. La poesia è scritta e quindi poi letta, non interpretata, però da forse 5-7 mila anni, ma gli esseri umani parlano da 50.000 anni, e quindi per un tempo molto più profondo e lunghissimo la poesia è stata composta e sempre recitata, e composta recitando o recitando. Allora io questa domanda non gliel'ho mai fatta a mio padre, ma la Valduga, la Patrizia, è adatta perché io l'ho sentita tante volte recitare a memoria, e quindi gliela voglio fare a lei. Tu se hai mai composto a memoria, e fa una differenza comporre a memoria, e quindi non passare mai veramente attraverso la lettura, se no come un fatto post hoc, nel senso che è nata orale, resta orale, è veramente una cosa orale, poi vabbè, per venderla lontano bisogna scriverla, trascriverla, però ti è mai capitato o non si fa più, insomma? Che bella domanda, grazie Gio. No, al massimo una quartina, poi ho bisogno di scrivere e devo fissare sulla carta a caldo, di fuoco, in fiamme, e poi aspettare che si raffreddi la mia capa, tornare, se provo la stessa gioia rileggendola funziona, se no si butta via. Così funziona. E quanto all'imparare a memoria, sai, l'ho fatto per nevrosi, perché a parte un po' anche, non so se si chiama sindrome dei terremotati, quelli che, sai, più hai le scorte nella testa, più sei libero di scappare via, no? Tutto quello che conta ce l'ho dentro di me. E poi soprattutto perché per gli attacchi di panico mi tornava utile recitarmi dei versi.
solo che dopo 1 o 2 applicazioni non funzionavano più. E allora dovevo impararne un'altra, e così so a memoria tanti poeti, per questo, non perché abbia pensato che l'oralità fosse una cosa importante, no. Io credo che la poesia nasca come preghiera, nasca dalla paura della morte, da una paura, insomma, e come preghiera, e quindi come parola orale sicuramente. Poi per fortuna che l'hanno scritta, se no... Però si è talora costretti a comporre oralmente anche in età moderna, non solo prima dell'invenzione della scrittura, perché mi avete fatto venire in mente certe opere letterarie che sono state composte in carcere, preferibilmente col verso, che è mnemonico, no? Questo è noto. E talora anche in prosa. Io ricordo in una pagina di Arcipelago Gulag di Solzhenitsyn che lui in carcere nel Gulag si era procurato, credo illegalmente, dato che tutto era illegale, una scatola di fiammiferi e componeva i versi a 10 a 10 e metteva 10 fiammiferi in fila, continuava, e dopo una composizione che non so quanto potesse durare, usava i fiammiferi per controllare di ricordare i versi, e se non gliene veniva in mente uno provava e riprovava finché non memorizzava, perché la penna non c'era, era proibita. A parte questo, però, oggi io, insomma, nel corso del mio insegnamento, quando provavo a far leggere un sonetto, insomma un testo poetico a uno studente, vedevo che proprio non c'era nessuna abitudine alla pronuncia, quella che abbiamo apprezzato da parte tua, a pronunciare. Cioè c'era solo, nel migliore dei casi, una pratica della lettura silenziosa, quella che meraviglia Sant'Agostino quando va a trovare Sant'Ambrogio e trova che legge in silenzio, no? Perché comunemente nel IV secolo d.C. ancora c'era l'abitudine di leggere ad alta voce, cosa che doveva essere faticosa a un certo punto, dopo un po' di tempo, no? E da allora siamo abituati alla lettura silenziosa, che è molto più comoda. Però, insomma, la letteratura e soprattutto la poesia, il ritmo, la rima e comunque gli accenti, che forse sono ancora più importanti della rima, e quelli che apprezzavo e che tu hai così malignamente interpretato, questi bisogna farli sentire, perché sono una cosa essenziale, insomma, no? Ecco. Anche la prosa ha il suo ritmo, ma è diverso, no? Aggiungere io un frammento. Io ricordo qualche telefonata fa con Stefano Agosti, che diceva che si lamentava che ogni tanto si dimentica le cose, dico figurati, e dico poi tu non ci credo con la memoria poetica che hai, e mi ha dato una bella lezione, cioè straordinariamente vera, dice, ma giustamente indignato, mi fa, ma insomma non confonderai mica la memoria poetica con la memoria, sono due cose diverse. Ed è verissimo, perché quella, e allora mi citava il modo francese di dire imparare a memoria, che è imparare par cœur, per il cuore. E questo dice tanto. Io ricordo appunto una volta che venne in un corso mio a parlare a memoria, par cœur, tutte le ceneri di Gramsci, di Pasolini, eravamo pazzesco, sì, lo so Patrizia, però, ma come quello tante altre, e devo dire questo è una cosa che oggi Patrizia aveva il testo sotto mano, però
Io l'ho sentita tante volte, in maniera, devo dire, da pelle d'oca, dire la poesia par cœur, cioè a memoria, rispettando il poeta, la scrittura, la fine verso, quello che diceva giustamente che meglio, insomma, Sergio Perosa, così si fa, così si deve anche insegnare, a mio avviso, a leggere la poesia. Poi ci sarà chi la legge meglio, chi la legge peggio, però certe cose vanno rispettate, le cesure e tutto il resto. Come lei è difficile arrivare. Credo che questo sia il grazie di tutti e mio in particolare, è quello che meritate oltre agli applausi.